Continuando ad andare in cerca di tracce templari nel Medio Friuli, non potevamo mancare un passaggio al priorato di Santa Maria in Vendôme. A fare da guida, come sempre, Michela De Candido, che nell'occasione, per rendere ancora più reale ed affascinante la nostra visita, ha chiesto la collaborazione delle Proloco Ville di Var, le Agis di Romance e a quella di Cordovado. Santa Maria in Vendôme fu una struttura di assistenza non trascurabile per il ricovero dei mercanti, pellegrini e prelati diretti in Palestina. Oltre a ciò fu una delle fondazioni caratterizzanti l'operatività dei monaci guerrieri e si inserì nel movimento che fu al culmine delle crociate verso la Terra Santa. La struttura era composta da monastero, chiesa, ospizio e altre pertinenze. La sua antichissima fondazione si perde nei meandri del tempo. Fu in origine anche questa templare. Questa tesi è stata ipotizzata da qualche studioso. Inoltre abbiamo anche un lascido lapidio che si trova nella chiesa di Santa Radegonda. Per alcuni decenni venne gestito dall'Ordine dei Cavalieri Teutonici. In seguito il convento fu acquistato dal conte Asquino di Varmo e donato alle monache del monastero di Costanzago. Gli storici ipotizzano che fosse sia maschile che femminile. Appartenne alla congregazione dei Cistercensi e soggetto all'abate di Santa Maria della Colomba in Chiaravalle, nella diocesi di Piacenza, e fondata da San Bernardo di Chiaravalle. Non si può parlare dell'ordine cistercense senza nominarlo, anche perché la figura di questo illustre santo e dottore della Chiesa costituisce l'anello di congiunzione tra i monaci cistercensi e i templari, la cui costituzione egli raccomandò caldamente al Papa e per i quali stilò la regola, ricalcandola su quella benedettina dei cistercensi stessi. Date fondamentali sono una il 1355. Nell'eremo vennero stipulati due trattati di pace, uno tra il patriarca Niccolò d'Aquileia e i conti Enrico e Mainardo di Gorizia, con la mediazione di Francesco di Carrara, signore di Padova. Il secondo trattato tra lo stesso patriarca e la città di Trieste, in cui prometteva libero transito per le merci dirette all'estero nella città giuliana e libera dimora ai triestini nelle terre del patriarcato. Questo dimostra l'importanza del luogo. Un'altra data importante è il 1443. Infatti la bolla pontificia di Papa Eugenio IV trasformò il monastero in priorato rurale. Da ciò dipendono le diverse denominazioni che ancora oggi si dicono al riguardo. Fino al 1597 furono conservate diverse reliquie, tra le quali una spina della corona di Cristo, un pezzetto di croce, una scheggia del tavolo dell'Ultima Cena. Chi le portò nel cenobio? A causa dell'alluvione furono trasferite nell'abbazia di Sesto a Reghena e in epoca napoleonica vennero perse le loro tracce. Un'altra data è il 1790. Con decreto napoleonico l'abbazia di Sesto a Reghena, con tutte le sue pertinenze, venne soppressa. La giurisdizione trasformata in marchesato. Da questo momento in poi il nostro priorato fu acquisito da nobili veneti, subaffittato e ceduto in diverse occasioni per dissesti economici. Oggi è proprietà di una famiglia locale.
Ecco, qui siamo nel priorato di Santa Maria in Vendoi. La sua fondazione risale ancora prima del 1100, infatti ci sono documenti storici che attestano che il fogolar dei Fraris, che andremo a vedere dentro, probabilmente è stato fatto nel 1089. Questa fondazione sembra sia stata fatta proprio dai Templari. Quindi questo era uno di quelli che chiamavano gli ospitali all'inizio, esattamente, no? Quello che ci hai ospitale. detto prima. Esattamente, un ospitale di fondazione probabilmente templare, poi è passato a diversi ordini, tra cui i teutonici e poi ai francescani, a diversi ordini di frati. Ecco, qui venivano appunto i pellegrini, qui venivano i cavalieri prima di andare in Palestina, in attesa appunto di essere imbarcati alla Tisana, e al rientro dalla Palestina venivano qui per la famosa quarantena. Esattamente, no? Si sostavano qua per il ricovero, per essere curati, perché quando ritornavano erano abbastanza malconci, e appunto per fare la quarantena per evitare le malattie e la diffusione di epidemie. Ecco, di originale cosa è rimasto qui? C'è rimasto qualcosa di originale? Sì, di originale è attestato storicamente. Adesso, come vedete, la casa è una casa padronale di campagna. Dentro però le camere sono ancora, ci sono ancora le celle dei monaci, quindi le camere dei monaci sono state trasformate in camere normali, ma comunque hanno la fattezza delle celle monacali. E inoltre c'è il famoso fogolar dei Fraris, che si conserva perfettamente col forno del pane. Che adesso andiamo a vedere. Sì. Bene. Porte piccole però. Porte piccole, infatti probabilmente anche queste porte risalgono a epoche precedenti, probabilmente sono così basse perché ci sono state diverse alluvioni del tagliamento, portando sedimenti, hanno alzato il terreno e quindi si sono abbassati i muri. Quindi non è che la porta sia stata piccola, è semplicemente il terreno che si è alzato esattamente. Alle alluvioni. Esatto. Benissimo. Allora, si bussa? O... No, possiamo entrare. Allora, come possiamo vedere, la parte nobile, che è stata trasformata in villa di campagna, un tempo era effettivamente l'ospitale convento, e qua, come dicevamo, c'erano le celle dei frati, e dove veniva dato asilo ai vari postulanti. Dietro le nostre spalle invece possiamo vedere dei rustici che erano adibiti a stalla e a cantinone, e poi annessi vari agricoli. Qua ci troviamo nel rustico, trasformato a rustico adesso come ricovero per i mezzi, e se vediamo abbiamo un dipinto di Santa Cecilia, a conferma che qua c'era l'ex cappella del convento, che poi è andata distrutta durante le alluvioni e anche durante un incendio che è avvenuto nel Medioevo. Siamo entrati da quella parte, una campagna fantastica, meravigliosa. Da questa parte invece attraversa proprio questo vialetto di ghiaia che poi porta sulla strada che porta al tagliamento. Esattamente, questo era collegato, come si diceva prima, poc'anzi, al guado di Madrisio e alla via Crescenza, da dove arrivavano o andavano i pellegrini. È interessante anche far notare che il priorato forma un triangolo con il qua vicino castello dei Varmo di Sotto e l'isoletta di Guarda Gioiosa. Guarda Gioiosa è importante perché quest'isola si trovava all'interno del tagliamento ed sembra, da fonti storiche, fosse una commenda templare che serviva per la difesa dei primi guadi e poi anche per l'incasso del pedaggio sul fiume, all'incrocio, esattamente. Bene, questo dunque è
Il focolare del 1089. Del 1089, esattamente, il famoso focolare dei Fraris. Infatti la particolarità è proprio il camino che prende tutta la stanza. Abbiamo la pietra molto antica e il particolare, proprio il clou di questo, che ce ne sono, se non sbaglio, solo 2 in Friuli, è il forno del pane dietro là, che si conserva originario del 1089. Perfetto. Se ne sono dette tante, Michela, sul rito di iniziazione dei Templari, degli ordini cavallereschi in genere, ma soprattutto dei Templari. In realtà in che cosa consisteva? Allora, il rito era molto lungo e molto preparatorio per il postulante o l'aspirante templare. Comunque l'ultima fase di questo rito si basava su 3 passaggi. Innanzitutto il postulante si presentava al Gran Maestro e comunque ai suoi superiori più anziani con una luce in mano per illuminare il cammino. Allora il postulante arrivava in una stanza dove gli venivano poste delle domande. Superate queste domande passava in una seconda stanza dove veniva fatta proprio la vestizione. Nella seconda fase della vestizione il postulante trovava di fronte a sé il Gran Maestro e un chierico. Di solito erano le persone più anziane della commenda. Le fasi si svolgevano innanzitutto togliendo la veste da laico al postulante. Questo passaggio era proprio anche un passaggio spirituale, perché veniva tolta la parte materiale per passare alla parte spirituale. Infatti nel secondo passaggio il Gran Maestro vestirà il postulante per farlo diventare templare. La fase in cui diventa templare il postulante è nel momento in cui indossa il mantello. La terza fase, una volta vestito e quindi quasi templare, passava in un'altra stanza, sempre di fronte ai superiori, per rispondere ad ulteriori domande. Il neotemplare ha risposto esattamente a tutte le domande, è diventato templare e quindi il rito ha fine, e da questa stanza escono tutti insieme in ordine gerarchico, quindi ci sarà prima il Gran Maestro seguito dal chierico, dal neotemplare e dai compagni. Io mi aspettavo nel rito anche lo sputo sulla croce e tutto quello che ne veniva dopo per
riti per i quali i Templari poi sono stati scomunicati e condannati. Sì, infatti è stata una campagna denigratoria, appunto perché nel 1307 Filippo il Bello voleva entrare in possesso dei beni templari, anche perché aveva debiti verso i Templari, e pertanto ha iniziato tutta questa campagna denigratoria.